Domenica 16 agosto si è registrato purtroppo il primo decesso per West Nile nella provincia del Padova e anche il primo caso nel Veneto. Si tratta di una persona di 84 anni, aveva anche qualche altra patologia, ma la situazione è peggiorata proprio per l'infezione da West Nile. Ricoverato inizialmente in medicina, poi per la diagnosi di West Nile e l'aggravamento è stato portato in neurologia, dove purtroppo ha avuto un peggioramento fino all'esito di domenica sera. In questo momento nella nostra provincia, nella provincia di Padova, abbiamo 37 casi registrati West Nile. Sono stati registrati un aumento di infezione negli ultimi 15 giorni legati anche alla situazione atmosferica, a caldo, ma anche un aumento dell'umidità e le piogge che sono avvenute. Di questi 37 casi, 12 sono quelli neurologici, con sintomatologia neurologica, e i rimanenti sono prevalentemente solo febbrili. Certo che questo è la punta dell'iceberg, perché in molti casi sono fortunatamente asintomatici, in quanto la malattia solo in casi molto rari porta a un aggravamento della patologia, e poi purtroppo in persone particolarmente vulnerabili può dare anche l'esito infausto, come in questo caso è successo domenica sera. Non sono necessari interventi per la disinvestazione finché non si manifestano due casi all'interno di un piccolo raggio, spesso nella stessa comunità o nello stesso comune. Quindi fino a questo momento sono tutti casi singoli che non hanno necessitato di interventi specifici, che è invece il caso di dengue, chikungunya o altre patologie di questo tipo, dove la modalità di trasmissione obbliga a fare interventi più pesanti di abbattimento sia degli adulti che di riduzione e uccisione delle larve. Quindi purtroppo registriamo questa situazione purtroppo finita in un esito infelice, e continuiamo a tenere molto alta l'attenzione su qualunque caso possa succedere nella nostra regione.